Presentazione oggi di 7 nuovi mezzi Iveco Crossaway in Campocannoni a Sottomarina, mezzi acquistati da Riva Veneto con un occhio rivolto all'ambiente. Si tratta infatti di 7 bus a biometano che nei prossimi giorni vedremo nelle strade extraurbane nelle tratte 80 per Venezia e 85 per l'aeroporto Marco Polo. Questi mezzi per il trasporto extraurbano con la capienza di 52 posti a sedere e altri 14 in piedi sono stati presentati a Chioggia per la prima volta e fanno parte del progetto di Arriva Veneto per il rinnovo delle flotte in nome della decarbonizzazione. I bus sono stati finanziati al 90% dalla Regione Veneto e per il 10% da Arriva Veneto. Il CNG è riconosciuto anche a livello europeo una valida soluzione per il rinnovo delle flotte nel rispetto dell'ambiente per le basse emissioni inquinanti. La riduzione di emissioni della CO2 va dall'80 al 180% rispetto ai carburanti tradizionali. L'introduzione di questi nuovi mezzi è un altro passo importante per la città di Chioggia, una scelta imprescindibile per guardare al futuro della città stessa, dove la mobilità sostenibile è centrale. Ogni mezzo a biometano eviterà l'emissione di 150 tonnellate di CO2 in un anno. Come Arriva Veneto siamo felici di realizzare questo progetto perché, essendo sempre attenti alla green mobility, contribuiamo alla valorizzazione della vocazione turistica del territorio, dichiara Paolo Girino, amministratore delegato Arriva Veneto. Intervenuto il sindaco Mauro Armelao, orgoglioso che Chioggia sia stata scelta come città da cui partire con la mobilità sostenibile del biometano. Presenti come consigliere per la Regione Veneto Marco Dolfin e per SST, che ha messo a disposizione l'area di Campocannoni per la presentazione dei mezzi, il direttore Emanuele Mazzaro.